Allora Sofia, oggi hai sbloccato l'incontro, secondo gol consecutivo dopo il tuo primo stagionale domenica scorsa con la SPAL. È stato un gol molto particolare, rocambolesco, raccontacelo un po'. Ma la palla era lì, io mi sono buttata di testa, cercando di prendere di testa e ho avuto un po' di fortuna, diciamo, però l'importante è che sia entrata in porta, ecco. Ecco, questo gol a livello personale quanta convinzione in più ti dà? Perché hai guadagnato minutaggio sempre di più con l'andare della stagione, il mister ti ha dato fiducia, tu hai ritrovato la condizione dopo un lungo infortunio. Si può dire che dopo tutto il lavoro che hai fatto per la squadra, questi 2 gol consecutivi siano anche un premio per te stessa, per quello che hai fatto? Sì, era importante fare prestazione e poi domenica scorsa è arrivato il gol e oggi anche, e diciamo che è una soddisfazione in più rispetto, sì, insomma, oltre alla prestazione è importante anche il gol. Ecco, cosa è cambiato rispetto alle ultime partite? Oggi un piglio diverso, una voglia diversa? Secondo te qual è stata la molla che ha permesso alla vostra squadra di vincere quest'oggi e ottenere 3 punti decisamente meritati? Beh, arrivavamo da 4 sconfitte consecutive e era fondamentale fare 3 punti, sia per aumentare il punteggio in classifica e anche per noi stessi, insomma, era importante sotto il punto di vista dell'autostima e tutto quanto. Allora Ilaria, il tuo ritorno dopo 2 mesi e mezzo di inattività coincide col ritorno alla vittoria anche del Permac Vittorio Veneto. Nei secondi 45 minuti hai dimostrato grande impatto, grande voglia, insomma una giornata positiva a tutto tondo per te e per la squadra. Sì, sono molto contenta di questa vittoria e come hai detto tu, dopo più di un mese e mezzo che ero ferma ho avuto grandi problemi quest'anno fisici, infatti le mie partite si possono contare su 2 mani, però sono molto contenta di essere tornato, ho cercato di dare il massimo e sono molto contenta della vittoria. Ecco, dopo un'annata così complicata anche dal punto di vista degli infortuni, tutta la squadra ha sempre avuto grandi problemi e grandi densi bollettini dall'infermeria. Puoi diventare un acquisto aggiunto per questo finale di stagione. Il Permac oggi ha dimostrato che ha ancora tanta fame, non è appagato nonostante la salvezza. No, assolutamente, siamo una bella squadra e nonostante i numerosi infortuni comunque riusciamo a cavarcela, siamo una gran squadra che può puntare in alto. Oggi, quest'anno è il primo anno che giochiamo tutti insieme perché siamo tante ragazze che sono arrivate nuove, però c'è del potenziale. Ecco, il potenziale che si dovrà vedere anche nelle ultime 3 partite. Oggi è stato un po' rotto il guscio dopo l'astinenza, però Padova, Cortefranca e Triestina sono le 3 avversarie delle ultime 3 partite. Squadra salva, si può concludere comunque in bellezza. Sì, abbiamo 3 partite toste, molto toste e noi ovviamente cercheremo di dare sempre il massimo e sperando anche in un risultato positivo. Allora, mister Zoni, finalmente un sorriso, ci voleva. Il prezzo da pagare sarà che dovrai farti crescere la barba anche la prossima settimana, era un po' che non accadeva, però le lamette non sono mai state così alleate in questo caso. Beh, effettivamente era un po' troppo che non accadeva e ho speso un capitale di lamette e di schiuma da barba. No, a parte gli scherzi, sono contento per la prestazione di oggi della squadra. Abbiamo fatto secondo me un ottimo primo tempo e consideriamo che venivamo da 4 sconfitte consecutive e 2 delle quali molto pesanti, Venezia e Unterland in casa, proprio in casa nostra. Una sconfitta che tutto sommato io ho definito immeritata perché avremmo meritato secondo me anche di fare il pareggio contro il Trento, pur il Trento non avendo rubato nulla. E un'altra sconfitta, quella di domenica scorsa, pesante per lo 0 in classifica, lo 0 punti portati a casa in classifica. E la partita abbiamo cercato di farla noi nel bene e nel male contro una SPAL che giocava per salvarsi, e oggi io avevo detto alle ragazze che ci saremmo dovuti aspettare una squadra altrettanto agguerrita perché il Portogruaro è in piena lotta a salvezza e sarebbe venuto qui con le ragazze giustamente con le bave alla bocca, e noi per onorare l'impegno nel modo corretto avremmo dovuto andare in campo con le bave alla bocca, lottare su ogni pallone. Io ho testualmente detto alle ragazze: non ci sono palle perse, tutte le palle sono recuperabili, anche quelle a 50 metri di distanza. Il primo tempo abbiamo giocato con il piglio giusto e secondo me abbiamo dimostrato di meritare comunque la vittoria di oggi. Poi il secondo tempo vuoi un po' la stanchezza, le squadre si sono un po' allungate, abbiamo effettuato anche dei cambi, ho dato
Ho ricominciato a dare spazio a Ilaria Mella che sono 2 mesi che arriva da un infortunio. Oggi era la prima partita. Io sono 3 settimane che le chiedo puoi giocare e lei mi dice sempre no mister, ancora niente. In settimana mi ha detto che avrebbe potuto fare un tempo, allora oggi abbiamo cominciato a darle un po' di spazio. Si vede che è un po' arrugginita, si fanno notare i 2 mesi di inattività. Ci vuole tempo, pazienza, il piglio è quello giusto. Abbiamo fermato questo bagno di sangue di punti in classifica e adesso però ci aspetta una bella cima da scalare, perché abbiamo le ultime 3 partite di campionato. Secondo me abbiamo 3 partite molto, molto toste, molto, molto ostiche. Dobbiamo affrontare le partite nel modo giusto, con il giusto approccio, e ce le dobbiamo giocare con la serenità e la spensieratezza del fatto che siamo salve e quindi non ci costa nulla provarci, andare in campo e portare la miglior versione di noi stessi. Miglior versione legata anche ovviamente ai bollettini dell'infermeria. Oggi il problema ulteriore era l'assenza di 3 elementi fondamentali come Capitan Mantovani, Martinis e Tomasi. Risposta presente da parte di tutte le effettive, quindi lo spirito comunque si è dimostrato compatto e unito in questa giornata. Lo spirito c'è, si sono dimostrate le ragazze compatte e unite, si lavora tutte per lo stesso obiettivo, che è quello di crescere e di giocarci le partite contro chiunque. E pesano sempre le assenze, e io però vorrei sottolineare chi le ha sostituite, che le ha sostituite in modo egregio, perché poi è sempre facile nominare le ragazze, quelle che giocano più spesso. Per me sono tutte titolari. Oggi Gava in posizione da centrale, Modolo in posizione da centrale, Luna da Rossi in posizione da esterno hanno sostituito secondo me egregiamente le ragazze assenti per infortunio, e quindi tanto di cappello, devo fargli i complimenti perché hanno tenuto il campo esattamente come le loro compagne che giocano magari in quei ruoli molto più spesso.